Come fai? Oh, bella, di scandali! Come scandali? Con Giuseppina casa, io mi a guardare sempre i spagli. Come fai? Come fa? Che volete ancora lei? Subito! Anzi, prima! Così capisci una nota che sempre un sogno! Cos'è? Giusto! Cos'è? E a così capisci pure quando comanda la mesantina! Anzi, ci va a dire al più presto sarai mia moglie! La vegetale. Chiamare vegetale. I colori vacanti, testa di cucuzza, sei la mia moglie, mio marito, certo che mio marito, ma con Balduccio, non con suoi col decreto. E io prima finisco di studiare e poi, e Giuseppina busca di cose di bugiare, e ora pensa Marosina c'è visto il buono, a io è andato qui. Anzi, si vuole maritare il polico e io la faccio maritare. E che bello! Mi metto d'accordo con il polico, o convincio di rispettarsi e di lato di Rosina e magari ci dico qualche soldo pure io. E faccio la felicità di Polito e di Rosina. E poi ti devo capire finta. Sposarsi con Ippolito Mirabile e per dote promette lo zio di detta sposa dar 10.000 lire e in più qualche altra cosa eccetera e obbliga eccetera alla presenza di messenggiare eccetera eccetera. Allora padrone che ce ne passi? Senti, io capivo solo eccetera. È giusto capire, che dice di capire? Voi lo sapete come vanno queste cose? Certo casaccio come vanno queste cose, ma tu che dici? Va bene così? O ci facciamo un giro qualche altro eccetera. Ma tutti va benissimo padrone. Tu dici tu? E allora che fanno? Vabbè, fermiamo questo contratto. E allora? Io risolvo le mande. Affermo e firmo. E bravo signor Senzala. Signore, Grazie. a lei mi dico. Non capivo che sentire. Ma di me non ti può. A lei mi dico. Non capivo che sentire. Ora si può gezzare. Non lo posso cavare. I soldi, padrone, se ci può. I soldi, sì. Non ci crede che soldi, bastano. Capivo. Cacci le 50, se l'ho visto, tutta serata che tu a fondo Marretta. Grazie, obbligato. Facciamo le mani, così qua. Salutiamo e cacciamo. Aspettate mi da tutta cacciare a Aspetta, signora, che c'è? ci inizio ad aspettare il microfono. Come dice lei, aspetta. Sto guardando lo segno io. E perché? Un zio io! Sì, come sempre si donne cometti e ogni giorno a tu, in le case che Pasquale Infantino, Ippolito, Alessandro Cutaia, Catena, Carmen Trupia, Balduccio, Eugenio Sicurella, Giuseppina, Maria Teresa Tabbone, Rosina Cetti Rinolfo, Giuseppina Dorotea, Giuseppina Baglio, Gesualdo Gero Sicurella, Santina Lacriata e Rosalba Cordelli, trucco e parrucco di Stefano, assistente di scena Andrea Rugugno, costumi Nunziata e Giovanni Santamaria, sarta costumista Virginia Noverati, tecnici Angelo Cutaia, Carmelo Portera, Totò Di Stefano. E io sono il colpevole di tutta questa rappresentazione. Allora, quanta gente in piedi,
grazie a tutti, alla prossima.